non si può scalfire la onestà di quest'uomo. Veramente, ragazzi. E merita tutto il nostro ringraziamento, l'avete sentito dai genitori, dalle mamme. Ci sono 212, un numero, di che numero è? È il numero dei bambini che io ho accompagnato dall'altra parte, i bambini che ho perso. E cosa ti lasciano ogni volta che se ne vanno? Mi lasciano quello che sta succedendo questa sera. Stasera qua ci sono 8 coppie di genitori che hanno perso i loro figli, si parte dai 3 mesi e si arriva ai 6 anni. Vengono dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dall'Abruzzo e sono qua solo perché è una cosa che ho fatto io e hanno preso un aereo solo per essere qua stasera. Io ti ho seguito alcune volte, siamo stati alcune volte con famiglie, con bambini con delle difficoltà, però ogni volta tu ci lasci qualcosa, cioè, non è che poi dopo chiudi la porta e è finito. Cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Qua dentro ci sono questi 212 bambini, più altri 1705 che seguo in tutta Italia, più 211 ospedali in cui io giro. Ci sono queste 2 associazioni qua e se qualcuno mi dice perché aiuto solo queste 2 associazioni, il perché è semplice, perché non c'è un giorno, nel senso che io vado a Natale, la vigilia, Ferragosto, loro ci sono sempre. Quindi ho avuto associazioni che mi hanno detto no, non si può perché a Ferragosto non c'è nessuno, quindi se queste persone ci sono nei giorni in cui dovrebbero essere con le loro famiglie su con me, penso che meritino un aiuto ed è quello che cerco di fare. Allora tu prima ti sei raccomandato non farmi tante domande, io ti lascio perché so che tu hai tutto qua. Voglio dire solo una cosa, voi provate a pensare a questo. Se un marito rimane senza la moglie è un vedovo e viceversa, se un figlio rimane senza i genitori è un orfano, ma se una famiglia rimane senza il proprio figlio, mi dite qual è la parola? Tu lo sai Leandro qual è la parola? La parola non esiste, potete cercarla in qualsiasi lingua e non esiste per un semplice motivo, che è una cosa innaturale. Il fatto che muoia prima un bambino dei genitori è innaturale. Esiste solo una parola che è prevista dal buddismo che si chiama Viloma. Viloma significa contro l'ordine naturale. Quindi la gravità di questa cosa è questa, perdere il proprio figlio e scombussolo tutta la famiglia. Io ho perso 212 bambini, non accetto di venire accostato a quelli che si vestono da Spider-Man, da queste cose qua, non perché non ho rispetto di loro, perché loro vanno in ospedale, passano una mezz'oretta con questi bambini e poi se ne vanno. Io vengo chiamato dai genitori, non vengo chiamato dagli ospedali e li accompagno fino all'ultimo secondo di vita. Io sto con loro nella loro stanza finché non se ne vanno. E più di 190 di questi bambini, Chiara lo sa, sono morti in braccio a me. Gli altri ho dormito con loro e altri ancora gli ho tenuto la mano. Quindi non accetto il paragone, non perché gli altri siano peggiori di me, ma perché io faccio completamente un'altra cosa. Stasera là ci sono 2 cassette, vi chiedo con tutto il cuore, se potete date quello che potete e se potete fare uno sforzo fatelo, perché queste persone insieme a me rendono gli ultimi mesi di vita di questi bambini eccezionali, come quello che avrebbero avuto se fossero stati con le loro famiglie. Grazie a tutti. Grazie babbo. L'applauso lo facciamo a questi 212 piccoli. Grazie ancora.